Sul sole a dir poco primaverile al Bacigalupo di Savona va in scena il recupero della 22esima giornata di Serie D Girone E tra Savona e Ghivizzano. 3 punti oggi fondamentali per gli striscioni per accorciare in classifica sull'Armata Gavorrano e per tornare quindi a poter sognare in grande. Ma la partita inizia male, anzi disastrosamente per i padroni di casa, che dopo appena 9 minuti passano in svantaggio con Giordani che, lanciato splendidamente da Gambadori, anticipa un impreciso Miraglia e sigla il più semplice dei gol per l'1-0. Da qui però comincia un vero e proprio assedio bianco-blu alla ricerca del pareggio. Pareggio che arriverebbe per 2 volte, prima sugli sviluppi della punizione battuta da Nappello e poi con Pasqualini, ma in entrambi i casi l'arbitro Giordano ferma tutto per fuorigioco, costringendo ancora il Savona ad inseguire. E se prima è stato il fuorigioco a fermare i padroni di casa, alla mezz'ora ci pensa la traversa che nega la gioia del gol al giovane Lumbombo nonostante l'ottima posizione. Quando mancano 5 minuti all'intervallo ci prova anche il capitano Ferrando con uno stacco impetuoso direttamente sugli sviluppi di un corner, ma ancora una volta la marcatura viene evitata dalla traversa dopo il lieve ma provvidenziale tocco di Leon. Ancora Lumbombo protagonista allo scadere della prima frazione, ma questa volta la sua conclusione sull'ottimo spunto di Glaray termina alta. La seconda frazione comincia con la ghiottissima occasione per gli ospiti che arrivano vicinissimi al raddoppio con Russo che incrocia bene ma trova la pronta risposta di Miraglia che tiene a galla al Savona. Savona che capisce che è il momento di riversarsi completamente all'attacco, ci prova con Murano che, pescato perfettamente da bordo, non riesce ad impattare bene il pallone. Azione fotocopia 2 minuti dopo, ma questa volta a raccogliere l'iniziativa di bordo ci pensa Fenati, ma la conclusione che sembra vincente si spegne poi sul fondo. Partita che continua a vedere una sola squadra in campo, ma il risultato rimane ancora congelato sullo 0-1. Al 75esimo Lumbombo sugli sviluppi di una punizione calcia a botta sicura, ma questa volta Leon si supera con un prodigioso intervento. Ma a meno di 10 minuti dal termine arriva la svolta del match, cartellino rosso a Ney e Ghivizzano in 10 uomini. Con l'uomo in più il Savona non può più sprecare, finalmente nel primo dei 6 minuti di recupero arriva l'agognato pareggio con Fenati che chiude in rete una serie di ribattute confuse in aria. Ghivizzano che termina la partita addirittura in 9 per l'espulsione di Giordani per protesta in seguito al gol del pareggio. Striscioni che allora provano addirittura a vincerla, ma lo stacco di Murano all'ultimo respiro viene neutralizzato a terra da Leon. Rimane allora solo il tempo per vedere estrarre il terzo cartellino rosso della gara, questa volta ai danni del capitan Ferrando e per i rimpianti dei padroni di casa per non essere riusciti a sfruttare al meglio questa grande possibilità di accorciare sulla vetta. Ma per fortuna il campionato è ancora lungo. Guadagniamo un punto, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, guadagniamo un punto sul Gavorrano, ovvio ci tiene sempre a -6, oggi era un'occasione, io ai miei ragazzi ho fatto i complimenti, purtroppo cosa posso fare, cosa posso dire, abbiamo preso un gol evidente sotto un infortunio che purtroppo è stato un gol ovviamente regalato, la squadra ha giocato tutti i 90 e passa minuti nella metà campo dell'avversario. Non era facile, erano veramente in 11 sotto la linea della palla, però abbiamo cercato, abbiamo creato gli spazi, abbiamo fatto un gol annullato, parata del portiere, salvataggi sulla linea, di più veramente non lo so. Certo che dire che si può fare sempre di più è vero, ma onestamente oggi non lo so. Oggi se guardiamo un po' in modo così alle situazioni, se avessimo concesso quell'errore purtroppo finiva, l'avremmo vinta anche solo 1-0, ma l'avremmo vinta ed era quello che contava, facendo anche secondo me un'ottima prestazione. Abbiamo provato in tutti i modi fino alla fine, anche dopo il gol eravamo galvanizzati dal gol, ci abbiamo provato anche subito dopo, però è andata così. Ci potevano essere degli episodi che magari ci portavano la partita subito a favore, vedi il rigore magari non fischiato su Jacopo all'inizio, che poteva indirizzare la partita in tutt'altro modo, oppure magari pareggiavamo subito dopo il loro gol e la partita al secondo tempo cambiava, avevamo tutto il tempo per poterla recuperare e vincerla, però non penso che abbiamo nulla da rammaricarci, anzi.